amici bellini, ce la facciamo? Ce la facciamo a ritirare le fila e analizzare, dopo la delusione ovviamente a caldo di ieri, screenshot, ma tanti screenshot per analizzare questa partita, i movimenti, le posizioni e le preventive. Con parole di Garcia, Pagella e tutto il resto cominciamo. Allora, nel dare il benvenuto a Lino De Santis e a tutti i nuovi iscritti, anche quelli di cui non mi esce il nome subito e quindi qualcuno si piglia e dice a me non mi ha mai salutato, è casuale, a chi arriva ultimo e a chi col tempo eccetera eccetera, grazie a tutti sul serio e grazie a chi lascerà un like anche su questo video di approfondimento, perché Garcia sarà da io, non è buono eccetera eccetera, tutto giusto, sono d'accordo con voi, chiamiamo Mazzarri e tutto si risolverà, però voglio sapere il perché, il per come e capire cosa si può risolvere con un nuovo allenatore o cosa si può risolvere con lo stesso allenatore, perché ci sono cose anche imponderabili. Andiamo con un Abrabam tattico a parlare di questa partita, guardando un po' di screenshot. Io quel gol preso mi ha riportato delle memorie e io poi ho chiesto un pochino in giro, guardavo, leggevo, mi informavo, e uno dei gol che mi ricordo preso su calcio d'angolo nostro è questo qua: Juventus Napoli 4-3, Ancelotti, lo ricorderete benissimo. Una partita pazzesca. Questo chi è? Questo è Allan in solitudine che cerca come un pazzo. Poi c'è Manolas, lo vedete che sta cercando il recupero, la posso fare eccetera eccetera. Questo contropiedaccio della Juventus viene da questo calcio d'angolo. Siamo proprio nei minuti iniziali. Danilo, se non sbaglio, segnerà al 14° minuto. Li vogliamo contare? 1, 2, 3, 4, poi li zoomiamo perché sono troppo piccoli. 5, 6, 7, 8, 9. Quindi l'unico che non vediamo è proprio Allan, che sta in fondo qua dietro Insigne. Insigne andrà al tiro, il tiro verrà murato, parte il contropiede della Juve, gol della Juve. Meret non farà niente eccetera eccetera. Stiamo alle solite. Proprio un tiro murato di Insigne, come il tiro di Politano, che andremo ad analizzare bene nello specifico. Poi se vai a scavare nella memoria, non ce n'era anche un altro, ma ce ne sono tantissimi, figurati, senza nemmeno andare a prendere quelli là contro il Milan, i vari contropiedi che abbiamo preso, dove tutti abbiamo detto ma spendilo un fallo, e lì si poteva spendere il fallo mentre ci siamo squagliati. Situazioni invece un po' più complicate, dove non riesci manco a prenderlo per fare il fallo, sono situazioni del genere. Napoli-Barcellona, Spalletti in questo caso, Europa League. In solitario qua c'è Demme, all'epoca giocava ancora Demme, tenta il recupero Koulibaly, tenta il recupero un altro che qua non mi ricordo chi è, se ne scappa da Matraori e poi segnerà Jordi Alba. Da dove viene questo? Da questo calcio d'angolo. Insigne che chiama uno schema facendo un passaggio rasoterra che viene intercettato, e dopodiché si fiondano tutti quelli del Barcellona. Quindi 1 Insigne, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, qua ce ne sono 2 e 9, e c'è Demme da quella parte, c'è Demme in fondo da questa parte qua. Ora sicuramente c'è una bella differenza e dobbiamo sottolinearlo, lo stare sull'1-0 e lo stare sullo 0-0, perché tu magari vuoi con voglia sbloccare la partita, sai che i calci d'angolo sono delle occasioni importanti e quindi magari ti scopri un pochino di più. Sull'1-0 potresti essere un pochino più prudente, che è un diktat di Garcia che a noi non piace, cioè che la maggior parte dice no, tu devi essere coraggioso, devi chiudere la partita, perché se chiudi la partita sei più tranquillo, se stai sull'1-0 non sei mai tranquillo, parole di Spalletti. E quindi con coraggio riversarsi e andare. Poi lo devi fare bene, perché lo devi fare bene, altrimenti se prendi il contropiede contro una squadra che gioca di contropiede, che è abituata a giocare di contropiede come l'Union Berlino, che hanno due davanti veloci, il rischio te lo giochi. Questa è la situazione, vedete il minutaggio, questa è la situazione dove il Napoli segna. La palla finirà a Mario Rui, cross rasoterra, deviazione e Politano di petto. Li contiamo? C'è un altro là. Mario Rui qua, 1, Kvara 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. In questo caso
vedete il 10 e Rachmani, Nathan sta qui, perché? Perché questa è un'azione manovrata che porta tanti giocatori in aria, bene, cosa buona, però vedete che siamo comunque molto molto offensivi e molto molto potenzialmente scoperti. Però ci piace, in questo caso ci piace. E abbiamo Rachmani come ultimo uomo, che è più lento di Lobotka tra l'altro, è Rachmani che non riesce nella corsa, però questa è una situazione dove il Napoli si riversa, diventa pericoloso, occupa l'area, la palla finisce a Kvara che serve Mario Rui, si segna e noi siamo tutti contenti. Perché? Perché abbiamo segnato e perché abbiamo riempito l'area, quindi con una squadra schierata abbiamo creato tutti i presupposti. Vedete che Politano sta qui, ci sono molti movimenti. Bravo Napoli! Però se qua poi la palla veniva intercettata e c'era lo scavalcame, avremmo parlato di tutt'altro. Quindi diciamole le cose a Garcia, ma diciamo le cose giuste a Garcia. Per esempio a me questa immagine non piace e lo dicevo a Sarri, lo dico a Garcia. Spalletti non si è mai seduto in panchina a scrivere, Mazzarri, che non mi piace, non si è mai seduto in panchina a scrivere. Alcuni tecnici fanno così, alcuni no. Non sappiamo cosa si sta scrivendo, non sappiamo perché non lo fa un suo collaboratore, a me non piace. Questo è il momento però del gol, guardate, il collaboratore che esulta. Di conseguenza, Garcia se se ne sta chiuso in panchina, se se ne va in panchina a scrivere, non richiama l'attenzione dei propri giocatori. Falso, Garcia seduto a scrivere, il Napoli segna. Di conseguenza non è colpa di Garcia, non è Garcia che deve dire a quello state tutti in avanti così, no, devi poi fare così e fai gol. Allora che cos'è? Qua è merito di Garcia che si è seduto? No, è merito dei giocatori che hanno fatto la scelta la lettura giusta, il passaggio calibrato bene così. Questa cosa a me non piace, insisto, non mi piace. Mi piace quando stai bello in piedi, quando segui la partita, la vivi, dici anche una parola, che non è facile arrivare dall'altra parte del campo, però a me piace quando la vivi. Gattuso urlava in testa alla gente, ci fai una capatanda, non sei buono, stai zitto e siedi in banchina. E allora cosa vogliamo? Cosa vogliamo dall'allenatore del Napoli? Vogliamo un allenatore? Vogliamo Conte? E Conte allucca in testa come Gattuso. Allora cosa vogliamo? Quando noi facciamo una critica all'allenatore, che sono giustificatissime, sono giuste, vanno fatte, cerchiamo almeno di non andare in contraddizione con noi stessi. Se vogliamo un urlatore, non vogliamo uno che si siede in panchina e scrive e ragiona su quello che deve fare, allora ci doveva piacere Gattuso. Capite un pochino quello che voglio dire? Politano lo odia a Garcia, le sostituzioni, tutti lo mandano a fare a quel paese. Proprio. Politano sta avendo una stagione straordinaria, Garcia si fida di Politano si fida di Garcia. E anche la sostituzione all'85esimo è più 87esimo per la precisione, è più problematica per Lindstrom, perché hai pochissimi minuti per impattare sulla partita e non mortifica Politano, che lì le sostituzioni per esempio di Politano e di Zielinski al 90esimo sono sostituzioni di quando uno è esausto e magari rischi l'infortunio magari sulla corsa poi dove oramai hai dato tutto, quindi si parla di stanchezza. Lo stesso si può dire, però potevi togliere Kvara che però ha l'occasione al 97esimo, attenzione, e la spara centrale. Politano lo odia Garcia. Questo è il momento che poi porta al gol loro, al contropiede loro. Il Napoli muove il pallone con 3 giocatori dal calcio d'angolo e questo è un cross che verrà, mi pare sia Zielinski. Sì, dovrebbe essere proprio Zielinski. Li contiamo: 1, 2, 3, 4 e 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Stiamo tutti qua. Ovviamente quello che è strano, perché qua l'abbiamo mossa veloce l'azione. Questo veniva da un tiro di Kvara, il non tiro di Kvara, che poi la mette in mezzo e serve Zielinski che la appoggia piano e viene messa. La muoviamo veloce il pallone sul corner, quindi qua io vi dico la cura dei dettagli. Ci sono dei momenti in cui tu non devi avere frenesia, stai 1-0, sei al 51esimo, non devi avere frenesia, puoi ragionare, fai salire quelli che devono salire e scendere quelli che devono scendere. Anche se qui non ti serve né nella rincorsa poi finale né ad attaccare, quello fisico deve stare in aria. Tu in questa zona ci devi mettere un Mario Rui, ci devi mettere un Lobotka, ci devi mettere un Politano, uno dei due tra Politano e Mario Rui, se vuoi fare il doppio corner, cioè 2 persone a battere il corner, così non sai se batte un sinistro e un destro. Però i piccolini devono poi stare dietro
rispetto a quelli là che devono andare avanti. A me sta bene che vanno avanti sia Nathan che Rrahmani, sono altri che devono stare indietro, anche perché il Napoli con Rrahmani ha creato 3 occasioni da gol di testa sui calci d'angolo e Nathan ha preso un palo. Di conseguenza, come idea, averli tutti e due lì ha fruttato sicuramente. E purtroppo è qui che succede il fattaccio tipo Insigne che viene murato. Qui c'è Politano che fa una bellissima finta col sinistro, manda al bar il suo dirimpettaio e poi si trova la palla sul destro. Ora noi sappiamo che Politano è adorabile quando crossa di destro, arrivano cross morbidi, è difficile che arrivino tesi, difficile che arrivino forti, perché non è il suo piede, è un mancino naturale. Di conseguenza da questa zona, che è ideale per tirare per chiunque, non me la sento di dare la colpa a Politano per averci provato, però la lucidità ti dovrebbe far capire che qua stai col destro. Lui si sente anche caldo perché non fa niente e segna in questo momento, quindi guardate il paradosso, proprio perché lui è benedetto da una stagione straordinaria, ci prova, la palla verrà rimbalzata da questo difensore che gli va incontro pesante, però quando tu gli vai incontro pesante, se tu fai la finta e la passi a un Rrahmani o a un Di Lorenzo, i difensori se ne sono andati ed è gol praticamente fatto. Quindi la lucidità che è mancata in questo momento poi porta al lancione che porterà al contropiede. E in questo momento che vola il pallone che troviamo qui, che è lanciato, Lobotka qua dietro capisce e prova ad andare verso Fofana, alla disperata Mario Rui, Anghissà, e qui abbiamo Becker e Rrahmani che sono abbastanza appaiati, però Becker in velocità lascia almeno 5-6 metri dietro Rrahmani che proverà a recuperare, ma non ce la farà proprio tecnicamente, proprio a livello di corsa non ce la fa a reggere quella gol e l'azione si sviluppa veloce. Infatti vedete la distanza che si è creata tra Becker e Rrahmani. Mario Rui qua secondo me fa un errore preso dal panico, visto che al momento del passaggio di Fofana Lobotka sta assorbendo il passaggio, quindi sta andando verso per chiudere, o almeno tentare di chiudere su Becker che poi tirerà da fuori aria. Qua Mario Rui secondo me in un momento di estrema lucidità, però là sei preso dal panico perché sai che stai tutti in avanti e quindi ti senti il difensore che non sta là, invece di seguire anche lui e fare questo movimento avrebbe potuto rimanere su Fofana o almeno assorbire, continuare a correre all'indietro, però assorbire, tenere un occhio sulla sua destra, cosa che non succede quando poi arriva la respinta di Meret che va proprio sui piedi di Fofana. Mario Rui avrà continuato la corsa, quindi si troverà addosso a Meret. E infatti, guardate, il tiro è da fuori aria, il tiro è incrociato anche bene. Meret che aveva indietreggiato, fa la parata. Guardate cos'altro vi dico, perché poi Meret in colpevoletta, eccetera, eccetera. In questo caso lui la para verso l'esterno, che è quello che di regola il portiere deve fare, non devi mai respingere centrale, ok? Lo sappiamo. Però in questo caso lui si distende, la para verso l'esterno, la palla arriva qua, lui si distende verso l'esterno e va proprio, cioè là dovresti avere ancora una volta l'estrema lucidità della lettura. Poi non lo so nemmeno se era possibile tecnicamente, perché lui si distende, parare in distesa e pararla verso il centro sarebbe stato proprio un miracolo da portiere, perché al centro poi non c'era nessuno dei loro. Invece proprio la parata porta proprio il pallone a Fofana che non deve fare altro che spingerla in rete. Paradossalmente una buona parata è stata la nostra sconfitta, perché con una parata sbagliata, cioè centrale, la palla sarebbe finita a Rrahmani che arrivava, oppure a Lobotka o a Mario Rui, invece poi finisce proprio a Fofana. Per dire un'altra cosa di Meret qua se n'era accorto sul passaggio di Fofana, dice guarda Becker, perché state andando tutti quanti come i pazzi addosso a Fofana che la sta passando, guarda Becker dall'altra parte, e si sa che Rrahmani qui era molto in ritardo, quindi qua doveva Mario Rui capire, troppo lontano non sarebbe nemmeno stato possibile. Quando poi Garcia dice dobbiamo fare gol, sì, onestamente dobbiamo fare gol, questa è un'occasione nel primo tempo. Zielinski, là io ho detto devi fare gol, uno della tua qualità non può non fare gol. Fa una bella parata il portiere, devo dire, però sul suo palo, e io mi aspetto da Zielinski che lui sia in grado di andare sull'esterno. Non dico poi fare il passaggio per Kvara che sta qui, però mi è sembrata un'occasione insomma clamorosa che fa salire gli XG del Napoli. Questo è il cross di Zielinski di sinistro, bellissimo, che porta al colpo di testa di Nathan, palo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Napoli che attacca troppi uomini.
palo, quindi bene, cioè, così doveva essere. Poi devi essere veloce a rientrare, poi devi avere i giocatori giusti se non ti va bene, però gli diamo le colpe anche se viene a piovere. Qua Kvara deve tirare una botta sul primo palo, può tirare una botta rasoterra in mezzo alle gambe, può cercare di tirarla dall'altra parte, così invece fa un ulteriore dribbling, se la mette sul sinistro, si impappina tra palla, difensore eccetera eccetera, e poi riuscirà a metterla al centro dove Zielinski sarà circondato da avversari e non riuscirà a ribadire in rete. Nella partita di Kvara ci sono state molte opportunità, molte iniziative, però non era proprio in giornata. Qua si deve dire proprio quando il ragazzo non è in giornata, non hai la lucidità, non hai la brillantezza, non ti riescono cose che per te dovrebbero essere facilissime. Da questa occasione verrà il calcio d'angolo incriminato. Questo è un passaggio che Kvara fa a occhi chiusi. Di esterno, Simeone sta in linea, ha fatto il movimento perfetto Simeone, non è in fuorigioco, Kvara lo fa a occhi chiusi questo qua. Testa bassa, non l'ha visto, non ci ha pensato di non riuscirlo a fare, lo fa. Kvara invece continuerà il dribbling, se ne va sull'interno, si crea di nuovo l'opportunità per servire Simeone. Anche questo un po' più difficile di quell'altro, ma era un passaggio leggibile, fattibile, e invece Kvara andrà al tiro, un tiro smorzato che lui cicca sul campo, sul pallone, rasoterra e centrale. Peccato. E anche nel finalissimo, su un colpo di testa di Nathan, Kvara avrà questa occasione. Questa era la più difficile di tutte, perché poi era di spalle, in mezza girata, anche un movimento bellissimo esteticamente, ma il pallone finirà tra le braccia del portiere, che parerà, bloccherà, non deve nemmeno respingere dove magari qua c'era Simeone in agguato, la blocca proprio. E in questa occasione questo si vede poi la disperazione di Garcia. Dietro dovete notare Starace a braccia aperte così a dire invece lui stava già esultando, cioè sulla girata di Kvara Starace sta così pronto ad esultare a pugni chiusi, e poi vede la parata, apre, dice niente, non si può fare, e Garcia si dispera perché è colpa di Garcia che anche questo tiro è andato centrale. Insomma, amici bellini, capiamoci bene, stai difendendo troppo Garcia, indifendibile eccetera eccetera. Non mi interessa proprio non mi interessa proprio difendere Garcia. Chi ha avuto la pazienza di seguirmi per tutto l'anno, per gli anni scorsi eccetera eccetera, sa che io sì, mi posso affezionare a un allenatore più che altro per quello che mi fa capire in conferenza, perché se io studio il calcio e mi piace analizzarlo, se un allenatore mi fa capire di più lo preferisco, perché è un momento di crescita per me. Garcia non mi fa capire di più di calcio, onestamente, quindi già per questo non mi piace. Non mi piaceva quando era stato trattato e messo sotto contratto. Mi era piaciucchiato nelle prime conferenze dove si è messo seriamente nei confronti di Adiela. Dice: se tu sei ambizioso mi darai la squadra per vincere, sto tutto a posto. Il 4-3 sì, ma dobbiamo fare anche altri modi. Mi era piaciuto quello, mi sembrava credibile. Dopodiché non mi sono piaciute tante cose che si possono far meglio con questa squadra, però bisogna avere un po' di misura quando si dicono le cose. I numeri parlano di un Garcia che sta facendo benino, non sta facendo benissimo come faceva Spalletti, ma Garcia sta facendo benino. Poi il Napoli può fare di più, Garcia può fare di più, i giocatori possono e devono fare di più, ma è un Napoli che fa benino. E non siamo risultatisti, sapete perché? Questa è la partita dove io ho parlato di una vittoria orribile. Guardate bene, l'attack momentum è equilibrato, una botta tu e una botta io contro una squadra scarsa, perché è importante dirlo che il Berlino è una squadra scarsa. Oltre a essere scarsa, sono in crisi nera, quindi sono senza autostima e sono disperati. Attack momentum eccetera eccetera. Il Napoli crea pochissimo, 0,25 di XG, creano un pochino di più loro con 0,45 di XG. Questa partita l'abbiamo già analizzata. Possesso palla del 60%, sterile, un tiro in porta per il Napoli, 6 tiri totali, male. Si vince, però tappa. Attenzione, io ieri vedo molto meglio il Napoli. Si pareggia perché il calcio è così. Ma l'attack momentum, il Napoli, solo il Napoli, vedete come poco si riesce ad affacciare l'Union Berlin. Stiamo in casa, ma in casa il Napoli non vince mai così. Allora non è un vantaggio essere in casa. L'attack momentum è tutto nostro. Arriviamo ai numeri, quelli là spiccioli. Il Napoli crea 1,75 di XG senza rigori.
loro creano 1,10 perché arrivano fino in porta con il pallone con i contropiedi. Per il Napoli 73% di possesso palla, 27 tiri, solo 5 in porta però, cioè devi creare i presupposti e li crei, però devi vedere la porta. Alla fine sono più i salvataggi che deve fare Meret. Vedete? 5 per Meret e 4 per il portiere loro, perché loro hanno visto di più la porta. I passaggi, finalmente 743, tantissimi passaggi accurati 87, siamo verso il 90%, non è male. Sulle palle lunghe ci siamo, 47, la media è sempre su 50 palle lunghe. Cross pochi ovviamente perché ce ne hai, perché c'hai i raspatori e quindi non ha senso fare i cross. E anche la percentuale di dribbling è giusta e fa piacere, i duelli vinti, i tackles. Insomma ragazzi, queste sono le partite migliori che ha fatto il Napoli. Piaccia o meno, come presupposti ci siamo. Posizioni medie, tutte logiche. Guardate, se Lobotka sta qui, se Anghissà sta qui, che poi un po' a tutto campo, e Zielinski davanti a Anghissà, vuol dire che quando si mettono in verticale la palla ce l'ha solo il Napoli, perché è così. E poi risultare al centro vuol dire che si sono alternati bene Anghissà e Zielinski su entrambi i lati, lato forte e lato debole, a seconda della situazione, perché devi creare più densità ed avere superiorità numerica e scompaginare quelle che sono le loro marcature. Bene Di Lorenzo, bene la posizione di Mario Rui, bene Kvara molto avanzato, pochi tocchi per Raspadori avrebbe dovuto fare un po' di più, bene Politano. Le sostituzioni, ovviamente Cajuste pochissimo, quando entra Lindstrom che tocca questi palloni, li andiamo a vedere questi palloni toccati da Lindstrom, perché a me non ha impressionato particolarmente, però dobbiamo andare a vedere che almeno come tocchi e come passaggi, 14 tocchi, 9 su 10 sono andati, i passaggi sono andati a buon fine, quindi comunque è stato un buon impatto. Devastante sicuramente no, però almeno come precisione di passaggi non ha strafatto e non ha cercato cose pazzesche. Sono pochi minuti per essere determinanti, la Garcia non è che può dire anche con pochi minuti puoi determinare, è difficile per uno che magari conosce dietro e fuori la squadra, è un conto. Elmas anche in pochi minuti può determinare, certo, però se lo chiediamo sempre come Simeone, ci aspettiamo sempre l'annata scorsa dove Simeone entra e segna, e invece no, questa è nella logica delle cose. Però 117 tocchi per Rachmani, 128 per Di Lorenzo, 100 per Anghissà, 90 per Nathan, i passaggi accurati 89%, 90%, 86%, 89%, 91 per Zielinski. Insomma ci siamo, il Napoli ha fatto una buona partita. Dobbiamo essere molto più cattivi sotto quello che io vi ho detto nella reaction, quindi a caldissimo, leziosi, non siamo stati cattivi, abbiamo avuto quella sensazione, abbiamo dato la sensazione di credere, vabbè, prima o poi un altro lo facciamo. Un gol ce l'hanno annullato per la spinta a due mani di Di Lorenzo, un gol stavamo quasi per farlo perché il palo di Nathan, un gol lo facciamo, anche il rimpallo ci va tutto bene, vai tranquilli, questi qua non ci fanno niente. E invece devi tenere sempre le antenne dritte quando devi fare una rincorsa all'indietro e quando non devi sbilanciarti troppo. Una cosa che il Napoli fa con Spalletti, fa con Ancelotti, fa con Gattuso, le preventive, annusare il veleno. Non è storia nuova, non è storia di mamma mia, è arrivato Garcia improvvisamente, cosa nuova, abbiamo preso un gol che non si prende manco in quinta categoria. Si prende, li prendono tutti, e potete divertirvi nei commenti e darmi altri esempi, ce ne saranno migliaia. Molto più attenti dobbiamo essere in fase difensiva, e dobbiamo essere molto più cinici e molto più feroci quando dobbiamo tirare, perché a volte non tiriamo proprio, a volte tiriamo addosso alle gambe degli avversari, a volte tiriamo che non prendiamo la porta. È semplicistica, è banale, è la verità della partita che abbiamo visto. Poi con l'Empoli sarà una storia diversa, con l'Atalanta, con la Juventus, con il Real Madrid saranno tutte storie diverse. Ma non venitemi neanche a dire però la Champions, questa è stata una sconfitta che fa male per il ranking, ma il mondiale per club in realtà non era mai alla nostra portata. Avremmo dovuto fare bottino pieno con un Milan che avrebbe dovuto fare bottino vuoto per tentare di raggiungere la Juventus e scavalcarla. Era già difficilissimo, percentuali bassissime di riuscita per il mondiale del club. Fa male per il ranking, fa male perché non ti entrano soldi nelle casse, ma il Napoli ha fatto già parecchi soldi in questo girone così. Ma non fa male a livello di classifica, perché se il Napoli avesse vinto ieri sarebbe andato a 9 punti, con il Real a 12 punti. Ve lo faccio vedere con uno schemetto. Cioè, semplice proprio. Il Real vince, il Napoli doveva vincere con l'Unione Berlino perché era fatta, era già un piede nel prossimo così. Il Braga a 3, l'Unione Berlino a 0, quindi praticamente mettiamo conto che perdiamo con il Real Madrid,
quindi il Real va a 15, il Napoli resta a 9, il Braga vince magari con l'Union Berlin, il Napoli deve pareggiare col Braga, non deve perdere col Braga. Questa è la situazione se avessimo vinto. Comunque dovevi pareggiare col Braga. Se invece la situazione attuale, il Napoli è a 7, il Braga si porta a 6 se vince con il Berlino, devi pareggiare col Braga. Magari l'Union Berlino invece vince col Braga, perché è possibile che vincono col Braga, eccetera, eccetera, si portano a 4 punti. Benissimo, devi pareggiare col Braga, quindi dobbiamo sempre pareggiare col Braga, ragazzi. Non è che questo pareggio, è incredibile. Mi ricordo storie di tutti quanti che scrivevano era una sconfitta indolore, e io mi incazzavo dicendo no, non esistono sconfitte indolore, perché minano quelle che sono le tue certezze. Quest'anno proprio certezze non ne abbiamo, quindi non è che una sconfitta, non esistono le sconfitte indolori, ma non esiste lamentarsi per quello che ti porta alla classifica di questa qua. Non è che abbiamo certezze, non abbiamo minato nessuna certezza, non ce le abbiamo quest'anno. Dobbiamo lavorare su quelli che sono i punti di forza, lo diceva Stevie Vai, invece di, perché poi non tutti possono migliorare su tutto. E il chitarrista Steve Vai diceva: non lavorare sulle tue debolezze, lavora sui tuoi punti di forza e diventa fortissimo sui tuoi punti di forza. Cosa ti porta a essere? Ti porta a essere uno specialista, e se sei uno specialista del tuo campo avrai probabilmente più lavoro, perché a qualcuno servirà uno che è particolarmente veloce sulla chitarra, o a qualcuno serve qualcuno che ha un suono particolarmente ficcante. Se invece tu cerchi di fare un po' di tutto, va a finire che sei medio e c'è qualcuno che è più bravo di te. Questo poi è un discorso filosofico che può valere o non valere e non ha importanza. Ah, se avessi capacità di sintesi potremmo andare sulla Luna. Meret, per tutta una serie di circostanze, 5,5. Ditemi voi, cioè, sempre in colpevolezze, però è il portiere che ti fa quell'unica parata che poi diventa fondamentale, cosa che ha fatto lui ogni tanto l'anno scorso. Di Lorenzo 6, continuo a vederlo stanchissimo, si danna l'anima, sarebbe stato nei tabellini come assist se non ce l'avessero annullato. Purtroppo quel gol si può annullare, però tanti tocchi, molto coinvolto, idem Rachmani, che è molto più pericoloso in fase offensiva, perché crea nel SofaScore Rachmani ha il punteggio più alto perché ha creato tanti presupposti. Però io ho visto quella corsa dove lui non riesce a dare nessun tipo di fastidio a Becker, che porterà poi al pareggio, quindi per me se ne scende a 5,5. 6 Nathan, arriva il palo, peccato, poi soffrono poco onestamente i difensori del Napoli, e do 6 a Mario Rui perché abbiamo notato le cose che ha sbagliato eccetera eccetera, però l'assist glielo vogliamo riconoscere, la possibilità di dare degli sfoghi anche a Kvara che ci sono stati. 6 a Mario Rui significa 7 più 5 nel computo di una prestazione che ha delle cose positive e delle cose negative. Di conseguenza anche 6 ad Anghissà, 6 a Lobotka e 6 a Zielinski per motivi diversi, ma non riesco ad andare oltre questa sufficienza. Do oltre la sufficienza a Politano, dimentico che poi è quel tiro ribattuto che porta al pareggio dell'Union Berlino, però Politano è in uno stato di grazia e segna anche quando non ci prova, però fa il movimento che deve fare, quindi altrimenti quel gol non arriva. 6 e mezzo Politano. Do 5 a Raspadori, che non mi è sembrato entrare mai in partita, non mi è sembrato mai fare quei movimenti a venire incontro, a portarti via qualche giocatore. Non sappiamo nemmeno se l'Union Berlino lo avrebbe seguito, non lo sappiamo, però 5 a Raspadori e 5 a Kvara. Non era proprio la sua giornata. Non riesco a dare voti né a Oliveira, né a Simeone, né a Lindstrom, né a Cajuste, perché sono entrati dal 77esimo in poi e onestamente non me li ricordo, non hanno inciso, senza voto. Di conseguenza ragazzi, questo è quanto. Se il Napoli perde con l'Empoli, se il Napoli non vince anche se pareggia con l'Empoli in casa, dobbiamo parlare di esonero dell'allenatore e ci poniamo il problema di chi arriva. È un problema di ADL che in questo momento ci sta pensando. Non è questa partita qui che porta all'esonero di Garcia, assolutamente. Sono tutta una serie di partite, sono tutta una serie di dubbi che abbiamo e che comunque abbiamo e che abbiamo sviluppato, di una squadra che alle volte fa troppo, alle volte fa troppo poco, alle volte è troppo coraggiosa e squinternata, alle volte sembra un po' prudente e se si abbassa troppo.
Questo è il vero problema in questo momento di Garcia, che non si è capito se abbiamo una identità e la portiamo avanti col coraggio, e invece c'è sempre un mezzo e mezzo, un primo tempo che ci piace, un secondo tempo che non ci piace, un secondo tempo che ci convince ma un approccio sbagliato. Questo è il vero problema di Garcia, e non sappiamo se all'interno i giocatori stanno dando il 100% e sono stanchi, oppure se stanno mezzi e mezzi anche loro come convinzione rispetto all'annata, e allora magari un cambio di tecnico può cambiare questo, arriva un altro tipo di allenatore e dici: ragazzi, ok, vediamo cosa vogliamo fare, lo volete fare o no, perché stiamo lì, possiamo sicuramente superare i gironi, possiamo rimanere in scia per la Champions League, e se qualcuno inciampa ti viene anche un po' di entusiasmo, ma devi fare un grandissimo filotto dopo la sosta tra Atalanta, Real Madrid, Inter, eccetera, eccetera. Sarà veramente difficile, sia con Garcia sia con un nuovo allenatore, perché nessuno fa miracoli. E ve lo dico adesso: se esonero Garcia, la media punti del Napoli non cambia, sarà uguale. Vedremo delle belle cose e diremo: il cambio ha portato delle cose, che sono le stesse belle cose che vediamo adesso, e vedremo dei momenti di panico come l'abbiamo visto, come li vediamo con Garcia, perché questa è l'annata così come è nata e così come si sta sviluppando da New York. Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio, vi bacio. Se avete avuto la pazienza di rimanere fino alla fine, siete i miei eroi. Lasciate il like e ne parliamo nei commenti.